Grazie Presidente, sono io grato all'Istituto e alla Regione per questa mostra. Davvero era doveroso ricordare qui in città un pittore come Carena. Anche recenti iniziative importanti, molto benemerite sulla vicenda artistica pittorica veneziana del Novecento avevano, come dire, dimenticato di ricordare l'opera di Carena e quindi era davvero necessario, questa iniziativa rivestiva davvero un carattere necessario. Non so quanto Carena, poi sentiremo ovviamente gli studiosi e gli esperti più di me in materia, anche se Carena è un autore che frequento da tanti anni, quando posso, quando lo incontro. Non so se Carena sia davvero stato molto influenzato dalle vicende artistiche del Novecento. Secondo me ha un carattere di assoluta originalità, di assoluta inattualità rispetto alle diverse mode, nel senso buono del termine, non nel senso negativo del termine, che si sono succedute nel corso del Novecento. Anche la sua presenza veneziana è assolutamente autonoma, caratteristica rispetto alle tendenze contemporanee dell'immediato secondo dopoguerra degli anni 50. È difficile assimilarlo ad altri grandi autori e grandi correnti, importantissime correnti pittoriche che operano a Venezia tra fine nell'immediato dopoguerra e negli anni 50. Quindi e forse questo spiega anche la sua relativa, il fatto che non sia certamente tra gli autori più conosciuti, più frequentati, ripeto, ho appena citato un'importante iniziativa, un'esposizione molto importante, dedicata alla pittura veneziana del Novecento, e Carena non era neppure citato. Quindi questo deriva, secondo me, proprio da una forte inattualità di questo pittore, che va veramente riscoperto nella sua originalità e nel suo contrastare fortemente ogni tipo di moda. Anche la sua spiritualità forse è un elemento che lo rende così autonomo, no? Questa lotta con l'angelo è ricorrente, ma qual è la pittura contemporanea che ha questo elemento di religiosità, di spiritualità, di religiosità così accentuato, così manifesto, così a volte anche platealmente manifesto, no? Le sue deposizioni, le sue crocifissioni, le sue così drammaticamente, violentemente patite, sofferte. È difficile trovare analoghi, qualcosa potrebbe ricordare Rouault, non so, ma però anche lì la cifra è assolutamente personale e autonoma. Questo lo rende veramente inattuale, veramente una personalità difficile da classificare, caratterizzata appunto soprattutto, ritengo, da questo elemento religioso, spirituale, e poi da una forza anche narrativa, no? Anche questo è inattuale completamente nell'arte contemporanea. Nell'arte del Novecento questa voglia di raccontare, prima si citava appunto quella drammaticissima tela Dogali, no? Questa voglia di raccontare, di narrare, e anche questo è un elemento fortemente originale nella vicenda pittorica del Novecento e che rende questa pittura particolarmente difficile. Credo che le sue difficoltà di essere conosciuta, la scarsa diffusione della conoscenza di questa pittura e anche le sue valutazioni di mercato, per fare un discorso molto brutale, che non sono certo all'altezza di un pittore di questa forza, sono assolutamente, se immaginiamo cosa può con Carena, è impressionante, no? La sottovalutazione anche di mercato conta nell'arte contemporanea, le valutazioni di mercato sono importanti, e come? Da che cosa deriva? Non certo dalla qualità di questa pittura, che a volte è straordinaria, ci sono delle figure, dei volti che sono degni dei grandi maestri, degli antichi maestri, di un Goya,
ma proprio questo fa la sua inattualità, questa vocazione monumentale narrativa, questa forza drammatica, questa dimensione spirituale e religiosa. Quindi veramente un autore da riscoprire senza andare a vedere a chi assomiglia, ecco, questo vizio della critica, no? Questo mi sembra questo mi sembra quest'altro. Questo è Carena. Un pittore di straordinaria forza, tutto da riscoprire, e perciò veramente sono grato all'Istituto e alla Regione per aver permesso che si realizzasse questa importantissima esposizione che mi auguro abbia tutto il successo che merita. Grazie.